Amici all'ascolto, buon pomeriggio. Il calendario equestre non conosce praticamente soste e nel periodo invernale si affida ai concorsi indoor. Bastia Umbra, non lontana da Perugia, ospita un internazionale di cui proponiamo la sintesi della prova più qualitativa, il Gran Premio articolato in 2 manche. Alla seconda, a cui si riferiscono le immagini, si sono qualificati 10 dei 40 binomi iscritti, 8 con percorso netto, 1 con un quarto di penalità e il più veloce fra quanti hanno commesso un solo errore. Si tratta di Giovanni Lucchetti e di Have a Go, che sono già puntualmente in campo. Questo cavaliere si è imposto recentemente ad Alabirdi nel derby in sella al cavallo sardo Quadrio. Monta nella circostanza Have a Go, un castrone grigio di 9 anni di origine irlandese, già sotto la sella di Filippo Moyerson. Si presenta alla seconda manche con 4 penalità conseguite nella prima. Diamo un'occhiata anche al tracciato di questa seconda manche ideato dallo chef de piste Uliano Vezzani. La velocità è di 375 metri al minuto, il tempo massimo di 64 secondi, il tempo limite di 128 secondi, 9 ostacoli per 10 salti, è rimasta una gabbia rispetto al primo percorso che prevedeva anche un'altra combinazione, una doppia. C'è intanto errore da parte di Giovanni Lucchetti ed Have a Go, altre 4 penalità. Si parte con un passaggio di sentiero su panche 1,35 per 1,40, poi il muro su arco 1,45, quindi l'Oxer Carré 1,40 per 1,40, il passaggio di sentiero 1,40 per 1,45. Un unico errore per Giovanni Lucchetti, abbastanza regolare, 4 penalità nella prima manche, 4 nella seconda, un totale di 8 nel tempo di 69,60. Proseguendo con la descrizione del percorso, arriviamo all'ostacolo numero 4, che è un passaggio di sentiero 1,40 per 1,45, poi il verticale su tavole, le onde 1,45 m, quindi la gabbia, il primo elemento, l'elemento d'ingresso, un verticale su cancello e barriere 1,45, poi un largo in uscita 1,45 per 1,45, si passa alla triplice 1,50 per 1,80, quindi il numero 10, un verticale di 1,45 m, la chiusura con un largo, un passaggio di sentiero 1,45 per 1,50. In campo per la Francia Philippe Léonie, in sella a Easy Boy, un castrone di origine olandese di 10 anni. Si tratta di un cavaliere piuttosto giovane, assiduo frequentatore dei concorsi ippici italiani. Si presenta a questa seconda manche con un quarto di penalità per aver superato il tempo massimo nella prima. Classifica stilata in base alla somma di penalità conseguite nella prima e nella seconda manche. In caso di parità di penalità si darà vita a un barrage su un percorso differenziato. Per ora abbiamo solo il computo totale di Giovanni Lucchetti ed Have a Go, 8 penalità in 69,60 per l'attribuzione del primo posto. Si farà ricorso al barrage. Per classificare invece gli altri conterà il tempo impiegato nella seconda manche, quindi tener d'occhio anche il cronometro. Si avvia alla conclusione del percorso il cavaliere francese, c'è errore proprio all'ultimo ostacolo, 4 penalità più 1,5 per aver superato il tempo massimo, che è di 64 secondi. Nella seconda manche 5 penalità e mezza, un totale di 5,75 per Philippe Léonie ed Easy Boy. Ed ora il primo dei binomi che si presentano a questa seconda fatica con
il netto nella prima manche. Si tratta di Giovanni Consorti su Vaigna, una femmina di origine francese di 9 anni. Giovanni Consorti, cavaliere molto giovane, si è distinto nel recente concorso ippico internazionale inserito nella Kermesse della Fiera di Verona. Giovanni Consorti ha fatto parte della squadra che ha vinto la Coppa delle Nazioni in Romania in giugno, molto affiatato con Vaigna. Già superato l'ostacolo numero 2, ora il passaggio di sentiero è bianco e azzurro. Vi ricordo che recentemente si è disputata la tappa berlinese di Coppa del Mondo, vittoria per John Whittaker, Inghilterra su Whelan. Al 7° posto un eccellente Valerio Sozzi con Gaston M, 29esima posizione per Jerry Smith e Falco Z, 31esimo posto per Giorgio Nuti e Callao. Dopo 7 prove la classifica provvisoria vede al comando l'olandese Piet Rijmakers, mentre Valerio Sozzi in 16esima posizione è il cavaliere azzurro meglio piazzato. Intanto ancora una volta c'è errore all'ultimo ostacolo, 4 penalità per Giovanni Consorti e per Vaigna, e questo il totale in 73 e 80. E dunque da questi primi percorsi si può intuire che una delle insidie maggiori di questo tracciato è costituita dall'ostacolo conclusivo, il passaggio di sentiero 1,45 per 1,50, fatale a Philippe Leoni e a Giovanni Consorti. Intanto in campo Manuela Bedini su Desirée di San Benedetto, una femmina di origine olandese di 13 anni. Manuela Bedini nel 1994 ha vinto gli assoluti alla Bagnaia, prima unica amazzone a imporsi nel campionato italiano assoluto. Nell'ultima edizione, che si è disputata ad Arborea nel centro di Alabirdi, vittoria per Jerry Smith. C'è intanto un errore sul largo per Manuela Bedini. Anche Desirée di San Benedetto non aveva commesso errori agli ostacoli nella prima manche. Seguiamo ancora il percorso dell'Amazzone, che replica l'errore all'uscita della gabbia, dunque 8 penalità. Parte conclusiva del tracciato, bene anche sulla triplice. E l'ultima addirittura. Vedete, non è molto contenta Manuela Bedini, 2 errori piuttosto ingenui. Aveva certamente la possibilità di ottenere un doppio netto, invece sono 8 le penalità nel tempo di 73 e 65. Ed è già entrato in campo Robert Davis, Gran Bretagna, in sella a True Hero, un castrone di 8 anni. Robert Davis e True Hero sono già stati protagonisti alla Fiera Cavalli, al concorso ippico internazionale veronese. Questo binomio ha sfoggiato una discreta regolarità. Robert Davis è nato nel 1966 e questi concorsi internazionali, queste trasferte, servono per aumentare il bagaglio di esperienza. Squadra inglese che ultimamente sta attraversando un periodo di vacche piuttosto magre, ma che comunque può sempre contare su un parco cavalli e su un numero di cavalieri illustri molto notevole. Robert Davis con True Hero, percorso netto nella prima manche. Per quanto riguarda le altre categorie inserite in questo concorso di Bastia Umbra, vi posso dire che gli azzurri si sono comportati molto bene. Vittoria di Emilio Puricelli con San Patrignano Up, poi di Gianni Govoni su Kempsey, di Giovanni Lucchetti con Mr. D, di Gianluca Gorla in sella a Rembrandt,
2 bersagli per Orchidea della Florida Roberto Arioldi, risalti anche per i cavalieri stranieri, a bersaglio East Boy montato da Philippe Leoni Francia, e una vittoria anche per Fresh Start con lo svizzero Marcus Fuchs. Intanto ha concluso con un errore nella seconda manche Robert Davis in sella a True Hero, il tempo di 72,29. Ed ora è la volta di Roberto Arioldi in sella a Loro Piana Fioretta. Si tratta del binomio medaglia d'argento ai recenti campionati assoluti di Alabirdi. Fioretta è una femmina di 9 anni di origine olandese. Roberto Arioldi non ha bisogno di presentazioni, in campo nazionale ha vinto praticamente tutto quanto era possibile vincere, compreso un titolo assoluto con Rosa. Si è distinto spesso e volentieri anche sul palcoscenico internazionale, viene considerato dal punto di vista caratteriale il più garista dei nostri cavalieri, non lascia mai nulla di intentato. Vediamo se riuscirà a ottenere un buon risultato anche in sella a Fioretta, che non ha ancora commesso errori. Solita grinta per Roberto Arioldi. Un'esitazione davanti alle onde rimediata con abilità. Ora le carte da gioco che contraddistinguono questa parte del tracciato, superata anche la gabbia. Arioldi punta sulla triplice asso di fiori, e ora il verticale 1,45 m in giallo-verde. Prima dell'ultimo ostacolo è percorso netto per Roberto Arioldi e Loro Piana Fioretta è il primo netto in questa seconda manche. Dunque questo è il binomio leader del Gran Premio del concorso ippico internazionale di Bastia Umbra. Chi vorrà costringere Roberto Arioldi e Loro Piana Fioretta a effettuare il barrage non dovrà commettere errori agli ostacoli e non dovrà incorrere in infrazioni di tempo. Infatti è rimasto nei tempi consentiti Roberto Arioldi. Un doppio netto applauditissimo dal pubblico. Ora un cavaliere straniero dalla Svizzera, arriva Beat Rotlinsberger, monta Ulysse de Turin, un cavallo intero di 10 anni di origine francese, un cavallo dal modello molto proporzionato, morfologicamente gradevole, ovviamente anche per il binomio che stiamo seguendo, percorso netto alla prima manche. Beat Rotlinsberger e Ulysse de Turin alla caccia di Roberto Arioldi e Loro Piana Fioretta. Attenzione alle onde, bene anche su questo verticale, onde su cancello, in ottime condizioni il terreno, ricavato in un impianto al coperto. Un'esitazione all'interno della gabbia, affrontata ad andatura piuttosto caracollante. Si tratta di un cavallo molto freddo che va ad affrontare la triplice. Ora gli ultimi 2 ostacoli per Ulysse de Turin. Ancora un passaggio di sentiero e c'è errore. Ancora una volta il largo conclusivo si rivela estremamente complesso per i binomi, dunque 4 penalità per il cavaliere svizzero. Sfuma la possibilità di un barrage che per il momento è soltanto eventuale. Unico doppio netto della giornata fino a questo momento, quello ottenuto da Roberto Arioldi in sella a Loro Piana Fioretta, argento agli assoluti di Alabirdi. E il cavallo che vedete inquadrato con uno splendido mantello grigio è Lord Van Essen in sella a Davide Gorla, che porta la divisa
dell'Aeronautica, ha recentemente debuttato a Piazza di Siena vincendo una categoria, terzo nel Gran Premio di Budapest. Davide Gorla ha capeggiato a lungo per le prime 2 giornate la classifica degli assoluti di Alabirdi, poi si è dovuto accontentare di una posizione di rincalzo. Comunque Lord Van Essen è un cavallo che molti gli invidiano, ha dimostrato di saper saltare e come. Vediamo come si comporta in questo Gran Premio. C'è purtroppo errore all'ostacolo numero 2, il muro ad arco, un errore inconsueto. Non abbiamo visto errori su questo ostacolo in precedenza. Davide Gorla va ad affrontare la parte intermedia del percorso realizzato dallo chef de piste Uliano Vezzani. Non ha bissato l'errore, e ora una curva a mano destra per andare ad affrontare la triplice, sempre 4 le penalità. Bene anche sugli ultimi 2 ostacoli, dunque un unico errore all'ostacolo numero 2, 4 le penalità per Davide Gorla e Lord Van Essen. Questo è il loro totale nel tempo di 70 e 92. 2 cavalli al termine della seconda manche con Roberto. Soltanto 2 binomi al termine della seconda manche. È già in campo Duccio Bartalucci con Too Hot to Handle. Troppo caldo per essere maneggiato, però ci prova con mano solitamente dolce il cavaliere modenese di nascita ma romano di adozione, campione italiano assoluto nel 1980 in sella di Laila. Too Hot to Handle è un puro sangue, un castrone di origine australiana di 12 anni. Per Duccio Bartalucci una stagione piuttosto positiva, 4 successi in campo internazionale ottenuti in Norvegia e nel concorso di Atene. Cavaliere di grande esperienza, dalla mano leggera e dallo stile sempre pregevole. Attenzione alle onde, cerca di arginare la verve del proprio cavallo, non ci riesce Bartalucci, c'è errore su questo verticale, superata invece in modo brillante la gabbia. Parte conclusiva del percorso per Bartalucci che va ad affrontare la triplice, bene anche qui. Sempre 4 le penalità in sella a Too Hot to Handle, ancora 2 ostacoli, superato il verticale, ancora un passaggio di sentiero, bene sul largo conclusivo, 4 le penalità per Too Hot to Handle nel tempo di 69 e 92, oltretutto piuttosto veloce questo binomio. Ed ora si chiude la seconda manche con l'ingresso in campo dello svizzero Beat Grandjean in sella a Sir Archie, un castrone di 12 anni di origine olandese. Beat Grandjean ha disputato 28 Coppe delle Nazioni, è nato nell'agosto del 59 e dal 92 fa stabilmente parte del circuito internazionale. Dunque abbiamo 2 possibilità: o sancire la vittoria di Roberto Arioldi, doppio netto con Loro Piana Fioretta, o assistere a un barrage a 2 fra questo binomio e quello che vedete inquadrato, Beat Grandjean Svizzera in sella a Sir Archie, già protagonisti all'Internazionale di Verona. Superato anche l'ostacolo numero 2, ora si profila
il segmento più impegnativo del percorso, superato senza esitazioni anche il verticale, le onde in bianco-azzurro. Ed ora la gabbia, che potrebbe fare selezione, bene sul primo elemento, bene anche in uscita. Ancora 3 ostacoli, triplice, verticale e largo conclusivo. Con grande apprensione Roberto Arioldi starà seguendo la prestazione del suo rivale ai bordi del campo. È un'esitazione, però se la cava Beat Grandjean per la Svizzera, doppio netto in sella Sir Archie nel tempo di 67 e 68, e dunque il pubblico assisterà a un barrage a 2 per l'assegnazione della vittoria. 2 i binomi qualificati a questo barrage: Roberto Arioldi, Loro Piana Fioretta, e lo svizzero Beat Grandjean, Sir Archie. È già possibile intanto stilare la classifica dal terzo posto in giù. In terza posizione Duccio Bartalucci, Too Hot to Handle. In quarta Davide Gorla, Lord Van Essen. In quinta Beat Rottinsberger, Ulysse de Turin. In sesta Robert Davis, True Hero. In settima posizione Giovanni Consorti, Vaigna. In ottava Philippe Leoni, Easy Boy. In nona posizione Giovanni Lucchetti, Have a Go, e in decima Manuela Bedini, Desiree di San Benedetto. Ci si gioca la vittoria dunque su un barrage che è previsto praticamente sugli stessi ostacoli della seconda manche, ad eccezione dell'ostacolo numero 3 e del numero 4. Non vedremo dunque più l'Auxerre Carré numero 3 e il passaggio di sentiero 1,40 per 1,45. In questo barrage gli ostacoli da superare sono 7 per 8 salti, è ancora prevista una gabbia, una combinazione, il tempo massimo di 52 secondi, il tempo limite di 104, e vedete che è cambiato il ritmo, pigia sull'acceleratore Roberto Arioldi, che deve affrontare la gabbia. In caso di parità di penalità classificherà il tempo, dunque occorre accelerare. Ultimi 2 ostacoli per Roberto Arioldi, che non ha ancora commesso errori. Ora il verticale, c'è errore, 4 penalità, un errore replicato, davvero un peccato. Roberto Arioldi con Loro Piana Fioretta ha probabilmente buttato al vento la possibilità di vittoria, compromettendo sugli ultimi 2 ostacoli un percorso validissimo. Aveva cercato di ottenere anche un ottimo tempo, ed ecco l'avversario dichiarato: Beat Grandjean, Svizzera, in sella Sir Archie. Roberto Arioldi, che comunque si è tolto la soddisfazione di vincere 2 categorie in sella a Orchidea della Florida. Ne è stato annunciato il ritiro dalle gare. Vi ricordo che Orchidea è il leader dei soggetti allevati in Italia, vanta somme vinte per oltre 1 miliardo. Ed ora Beat Grandjean può permettersi il lusso di commettere un errore agli ostacoli. Sono 8 le penalità per Roberto Arioldi in 42 e 34. 2 errori negli ultimi 2 ostacoli. Il cavaliere svizzero affronta la gabbia, non c'è errore. Ora la triplice, vediamo se riuscirà a far meglio di Arioldi. Gli basta superare uno dei 2 rimanenti ostacoli per aggiudicarsi questo Gran Premio. C'è errore, suspense fino alla fine, ma riesce Beat Grandjean a superare il largo conclusivo. Un totale di 5 penalità, perché c'è anche un'infrazione di tempo nel tempo di 67 e 68, dunque vince il Gran Premio di Bastia Umbra.